Buonasera, benvenuti. Siamo qui per presentare il libro uscito da poco, dedicato a Futurismi nel mondo di Claudia Salaris, con il patrocinio della Fondazione Schauren Salaris e pubblicato in maniera impeccabile da Liori. Una fatica editoriale che segue, trattandosi del secondo di una collana che prevede numerose uscite. Avevamo già presentato, mi pare 2 anni fa, qui il primo tomo dedicato alle riviste futuriste, e questo è il secondo, dedicato appunto a una ricognizione sul movimento futurista non solo in Italia ma nel mondo soprattutto. Questo è l'interesse di questa fatica. D'altra parte la fatica di Claudia Salaris è sempre stata validamente supportata dal collezionismo instancabile e infaticabile di Pablo Schauren, che a metà degli anni 70, in una situazione in cui il futurismo era una sorta di cono d'ombra, ad eccezione di alcuni studi pur coraggiosi e mirabili come quelli di Maurizio Calvesi, come quelli di Enrico Crispolti, poco si era lavorato su questo straordinario movimento, forse il movimento più importante del secolo scorso. Ecco, Pablo Schauren comincia alla metà degli anni 70 con questa mania collezionistica a raccogliere manifesti, libri, riviste del mondo appunto futurista, e questo è servito come database in fondo per Claudia per poter lavorare e specializzarsi, tant'è che tra le studiose più importanti e più strutturate nei confronti non solo di Filippo Tommasi Marinetti, il fondatore con il suo manifesto nel 1909 sulle Figaro, ma di tutti i futuristi della compagine. Devo dire che c'erano stati qualche segnali di interesse più allargato già a partire dalla metà degli anni 70, penso soprattutto alle mostre francesi, all'apertura in grande del Beaubourg, dove con le mostre Paris-New York, Paris-Berlin, Paris-Moscou e l'ultima Paris-Paris, in fondo c'era stato uno sguardo allargato su questo movimento. C'era stata poi nell'81 una grande mostra al Museo delle Belle Arti di Filadelfia, una mostra memorabile anche per lo straordinario catalogo, e sarà soltanto Palazzo Grassi nell'86 a mettere a punto questa prima ricognizione planetaria del futurismo, anche se rispetto all'attuale lavoro straordinario di Claudia Salaris, che rappresenta una sorta di ricognizione su 40 paesi, non solo quelli più giustamente già conosciuti come la Russia, la Francia, il Portogallo o la Cecoslovacchia, ma anche sulla Turchia, su paesi più impensabili, per cui se allora nella mostra di Palazzo Grassi, che lanciava la politica culturale della Fiat, no, a Venezia, proprio nella città più antitetica alle posizioni marinettiane in fondo, allora la ricognizione riguardava una ventina di paesi, questo di Claudia è una ricognizione su 40 avventure straordinarie, di cui però si sente il calore, la passione di Claudia, per alcune in particolare. Penso all'interesse straordinario nei confronti di quello che è successo in Francia, a giudicare anche della mole del saggio dedicato alla Francia, oppure di quello dedicato alla Russia, di quello dedicato alla Cecoslovacchia, ma c'è un'osservazione, un'impronta nuova e diversa a partire dai numerosi confronti che lei fa. Lei dice, per esempio, pensate che alla posizione di Ezra Pound, che di Marinetti pensava tutto il male possibile, e poi negli anni 30, nel 36, si ravvede la propria posizione e cominciano a riconoscersi i debiti di gratitudine che in fondo ancora facciamo fatica, suggeriscono Claudia Salaris e Pablo Schauren, a riconoscere, e per cui permane sempre questa specie di velo, e il lavoro di Claudia Salaris mi sembra che faccia giustizia, anche perché tenete presente che Pablo Schauren comincia con le edizioni futuriste di poesia nell'81 a fare questo scandaglio bibliografico, e tutto questo mi pare che abbia un degno coronamento in questo titanico lavoro. Non voglio sottrarre altro tempo agli ospiti illustri, passo la parola a Giuseppe Dierna, che ha dedicato 2 pagine straordinarie, mi pare un mese fa, proprio su Repubblica, come lettura saggio di questo volume. Grazie.